Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 11 del campionato di eccellenza. Vede scendere in campo Bagheria e Folgore Calcio Castelvetrano. Mister Dino Marino chiama Mele, si vede per qualche movimento, è andato bello qui il break da parte di Gianné che fa partire il contropiede, palla dall'altro lato, cross al centro e la sblocca la Folgore con il colpo di testa di Salvo, ma è tutto fermo. Posizione di fuorigioco. Vediamo chi batte. Va Petrullo. E poi la parata perfetta di Catania. Tranquillo. E va Girgenti con il destro. La palla scende, ma non troppo. E si spegne fuori. Con Canizzaro che sistema la barriera. Va Dos Santos. Vola Canizzaro. Poi il colpo di testa tutto regolare. E il gol di Salvo che sblocca il risultato e poi con una capriola alla Oba Martins festeggia con i compagni. 0-1, gol meritato della Folgore. Serve Caracappo, tutto regolare chiaramente, rientra sul destro, traversone, poi il gol di Gio, ma fuori gioco. Nel frattempo era rimasto giù invece Girgenti. Lo sguardo intenso di Catania, ma anche quello di Girgenti. Va Girgenti, la piazza perfettamente ed è 1-1 la pareggiata, ma non vuole esultare con i compagni, vuole il pallone al centrocampo, la vuole vincere il Bagheria. È sempre Gio, nasconde la palla, si appoggia il tacco Girgenti, ancora Gio, la controlla Gio contro il portiere Gio, qui si divora un'occasione clamorosa, avrebbe dovuto calciare con il mancino sul suo piede, ha preferito invece fare un dribbling in più e qui errore di Gio però. Girgenti si è ripreso, gran palla d'esterno, tutto regolare per Gio che tenta che per la porta mette sul secondo palo e se l'è divorato clamorosamente Scalisi. Il tacco Gianné deve puntare, va sul mancino, calcia, palla fuori, ma ha fatto vedere una gran bella giocata qui. Il pallone rimane comunque lì, la lascia al compagno, traversone per Petrullo e poi in due tempi blocca Catania, bella azione questa. Ballereno gliela ruba, Petrullo avanza ancora, ci prova da dietro Diallo, non riesce, poi Gio e carica il mancino e non sbaglia mai quando calcia da fuori. L'esultanza con i compagni, l'esultanza in panchina e 2-1 Bagheria, la remontata alla Folgore che ha fatto, ricordiamo, un grandissimo primo inizio di tempo, poi conclusione, qui poteva forse anche chiuderla, ma ha sprecato tutto Piccone in bucata centrale per Gio che nasconde il pallone e prende il palo, ma che cosa stava combinando Gio qui? Gio la tiene lui, la vuole tenere lontana, forse anche vicino alla bandierina. Ballariano e poi con questo stop finisce anche la partita, vince il Bagheria, vince con il saldo di 2-1 contro la Folgore Calcio Castelvetrano.